Presidente, allora prima giornata del primo torneo e trofeo Pasta di Sardegna, ancora un'eccellenza della nostra isola che è a disposizione della città di Sassari e non solo. Sì, siamo molto felici perché tanto è un'azienda importante, poi avete visto come ha addobbato il palazzetto, cioè ha fatto un'attività bellissima, hanno creduto nel progetto e ne siamo molto orgogliosi perché è un'azienda seria, perché allarghiamo gli orizzonti della Dinamo in tutta la Sardegna, perché se vogliamo essere la squadra di tutta la Sardegna lo dobbiamo essere anche nei fatti e non soltanto nelle parole. Poi un'altra occasione di fare una bella partita in casa, di fare vedere delle grandi belle squadre. È un aneddoto: con me prima guardando la partita ci sono 500 spettatori credo, no? Per i nostri standard siamo abituati a ben altri numeri, invece che 500 per noi suona un po' strano. Allora voi considerate, quando andavamo a Bormio o a Valsesia a fare le partite, a Bormio abbiamo giocato contro l'Efes in 12, di cui si eravamo noi. Per cui è un successone anche questo. E poi io prima di tirar giù i conti aspetterei, perché questa è anche una giornata ancora lavorativa. Fosse anche così, cioè è una giornata meravigliosa perché facciamo bel basket, vediamo delle belle squadre, abbiamo ampliato, la conferenza stampa di stamattina lo ha ribadito, gli orizzonti del basket, non solo al basket ma anche a qualcosa di più che riguarda l'attività economica e che il basket può promuovere e deve promuovere. Questo l'ho detto poc'anzi anche alla signora Cellino, praticamente la Dinamo è diventata ormai l'ambasciatrice del Made in Sardinia, possiamo dirlo a pieno titolo, non solo in Italia ma anche da quest'anno in Europa. Credo che sia davvero un veicolo importante per uscire dai nostri confini, Presidente. Fondamentale perché? Perché noi ci dobbiamo proporre nel panorama del basket come un'isola nella quale poter fare delle belle cose. Questo ci consente anche di poter promuovere la nostra isola e l'abbiamo visto qua. Oggi tutti conoscono la pasta di Sardegna anche fuori, la gente ha visto quanto è bella la nostra isola laddove qualcuno non l'avesse ancora scoperto, e poi succedono cose come quella che ha fatto il grande coach del Galatasaray, che se n'è andato a Stintino, che è stato bellissimo perché ha detto: io a Stintino non ci posso mai andare, allenamenti li faccio tutti i giorni, allora tutti a Stintino. Sì, grande cosa. Benissimo, che lo spettacolo continui e naturalmente grazie per quello che state offrendo giustamente a tutto il pubblico di Sassari e non solo. Grazie mille a voi.